benvenuti. Oggi per la rosticceria siciliana faremo i calzoni al forno. Gli ingredienti sono impasto per la rosticceria, prosciutto, mozzarella per pizza, strutto, semi di sesamo. Le pezzature sono 70-90 grammi, in base alle dimensioni finali che volete ottenere. In alto trovate il link per la ricetta dell'impasto. Adesso spennelliamo con lo strutto la teglia. Mettiamo la carta da forno. Adesso spennelliamo la carta da forno. Iniziamo col calzone al forno. Questo è quello di 70 grammi. Mettiamo il prosciutto, mettiamo la mozzarella per pizza e chiudiamo. Però prima di chiudere bagniamo i bordi con un po' d'acqua. Schiacciamo bene. Mettiamo nella teglia. Facciamo lievitare per un'altra oretta. Uniamo il tuorlo con il latte. Abbiamo fatto lievitare per un'altra ora. Adesso passiamo il tuorlo con il latte sul pezzo di rosticceria. Prima di infornarlo, tagliamo i pezzi. Mettiamo il sesamo. Adesso mettiamo in forno a 160 gradi per un quarto d'ora. Il nostro calzone al forno è pronto. Di seguito troverete alcuni link per fare altri pezzi di rosticceria siciliana grandi e piccoli.